naturalmente tantissimo quello che appunto il Presidente ci ha anche già preannunciato. Visto che stranamente siamo stati anche particolarmente veloci, allora ricordo alle testate giornalistiche, che ringrazio naturalmente tutte le TV, le radio private, i giornalisti che sono presenti, che tra poco, nello scenario naturalmente esterno, prima di andare a pranzo, avremo modo invece di fare, in quello che sarà il tempo che ci sarà concesso, già alcuni anticipi delle interviste, quindi quelli che sono naturalmente quei pezzi sia a livello cronistico che anche per quello che concerne le TV, che potete già preparare in anticipo rispetto al pranzo. Io ringrazio naturalmente anche tutti i nostri relatori, un saluto particolare a Pippo Calcio, perché quando si parla naturalmente di calcio dilettantistico io credo sia uno dei siti più importanti d'Italia, e visto che abbiamo Fiorenzo Laccani che naturalmente è vicepresidente dell'Associazione Italiana Dilettantistica, ricordiamo che questi aspetti sono fondamentali, perché è vero che c'è il calcio delle veline, il calcio naturalmente dei grandi denari, ma c'è il calcio che pulsa con la passione dei ragazzi che crescono nel settore giovanile e poi vogliono andare a giocare a calcio a 5 o sperano di rappresentare le squadre della propria città. Un ringraziamento a chi cura naturalmente tutti gli aspetti per quello che riguarda le cronache sportive, lo farà anche in questi 7 giorni perché sta partendo anche lui in crociera, l'addetto stampa di calcio in crociera, nonché del San Donà Jesolo Calcio di Serie D, ovvero Federico Biondo, e facciamo un applauso anche a Federico Biondo. Grazie a tutti voi per l'attenzione. Chiederei però ai nostri relatori se eventualmente come saluto vogliono aggiungere qualche particolare, e poi invece, come diceva il nostro Presidente, oltre alle interviste ci avviciniamo anche a quella che è la zona del ristorante. Ecco, mi stanno dicendo che invece abbiamo parlato di ristorante e le operazioni sono già partite, quindi grazie per averci seguito da parte di Marco Lanza, e naturalmente rimanete con noi perché poi visitiamo anche la Magnifica tutti insieme. Grazie e buona permanenza. Segato Andrea, organizzatore e presidente dell'Associazione Calcio. Allora, le terze edizioni del trofeo crociere, che novità ci saranno rispetto alle precedenti edizioni? Sì, questa terza manifestazione, ormai è la consacrazione di calcio crociera, oltre alla manifestazione calcistica abbiamo al seguito i tiri su due stilisti di fama internazionale che hanno l'atelier a Viareggio, Milano e Parigi, e avremo Giovanna Nocini, accompagnata al pianoforte dalla musicista Monica Breghi. Tanto oltre al calcio, la moda e la musica, non manca niente. Che connubio può essere tra crociera e calcio, come si è visto anche negli anni scorsi? Sì, è un sistema calcio in crociera, piace, attrae. C'è un coinvolgimento di persone in quanto per tutta la settimana è una opportunità di divertirsi, di visitare varie località turistiche e soprattutto per gli appassionati di questo sport giocare questo magnifico calcio. In crociera ci avete riveduto fino in fondo ed oggi le candeline che si spengono sono pronte. Certo, questo è il terzo trofeo MSC Crociere, siamo all'8ª edizione comunque di calcio in crociera, in quanto abbiamo il maschile e anche il femminile, che si è dimostrato una grande manifestazione, in quanto il fenomeno del calcio femminile è un fenomeno in plena crescita e non ha molto spazio, onestamente parlando. Noi ci abbiamo creduto, siamo partiti con la seconda manifestazione a maggio del femminile, è stato un successo. Abbiamo avuto Dolce Nera come madrina alla manifestazione e la partecipazione della calciatrice del Torino Simona Solini. Abbiamo offerto, oltre allo studio del torneo, un concerto con Dolce Nera, una riunione tecnica con la calciatrice, pertanto le ragazze hanno avuto la possibilità di confrontarsi e di sentire anche come funziona il calcio femminile ad